Un augurio sincero e affettuoso a tutti gli uomini e le donne, i giovani e gli anziani del nostro straordinario, generosissimo, grande popolo siciliano. A tutti, soprattutto a quanti, come dire, hanno più bisogno di pace e di serenità, sentimenti che la Pasqua dovrebbe portarsi dietro, una serenità che deve consentirci di lavorare meglio per noi, per i nostri figli e per la nostra terra straordinaria. Un augurio affettuoso e particolarissimo ai nostri fratelli lampedusani di tutte le isole minori che vivono condizioni di particolare disagio e talvolta anche di isolamento, ma ai lampedusani in particolare che hanno fronteggiato con grande generosità e spirito di sacrificio questa onda umana straordinaria della immigrazione proveniente non solo dalla Tunisia. Anche a questi poveracci che rischiano la vita, e molti hanno perso la vita, centinaia di persone hanno perso la vita per cercare condizioni migliori per loro e per i loro figli, di lavoro e di una vita dignitosa che dalle loro parti purtroppo non riescono a vivere. I lampedusani meritano un abbraccio particolare e tanta attenzione e solidarietà da tutti noi. Se programmassimo di andare a Lampedusa a trascorrere una settimana da qui ad agosto-settembre e anche oltre, scopriremmo un'isola meravigliosa, gente ospitale, accogliente, un'ottima cucina e poi soprattutto un mare veramente impareggiabile e splendido. Io che ci sono stato circa 3 settimane fa ho avuto modo, oltre che di conoscere questa gente, un saluto particolare voglio dare alle mamme che sono state eroiche nel rappresentare le esigenze dell'isola. Io che ci sono stato ho scoperto un mare che non ha niente da invidiare a quello che vediamo nei documentari sulle Maldive piuttosto che sulle Mauritius o sulle Seychelles sul mare dei Caraibi, veramente più bello. E poi che si parli in lingua italiana non credo che sia male. E allora abbiamo dato una mano, anche ieri sera in giunta, con un aiuto particolare agli armatori e soprattutto ai marittimi e armatori. Poi c'è l'economia del turismo che va aiutata e anche qui stiamo studiando delle misure che dovranno essere orientate a quella gente e a quel popolo. Un saluto al sindaco, agli amministratori, ai consiglieri comunali, a tutte le autorità locali e soprattutto alle famiglie, agli uomini e alle donne di questa isola straordinaria. E poi chiaramente un augurio particolare ai siciliani. Noi stiamo portando avanti, anche se tra 1000, anzi 1 milione di difficoltà e ostacoli inimmaginabili, un'azione di riforma radicale del nostro modo di essere, del modo di essere della regione, che è stata saccheggiata, usata come un bancomat, che è stata usata per assumere decine di migliaia di persone, quando invece queste risorse, investite in stipendi, ma soprattutto sprecate, 100 volte di più sprecate, perché non è soltanto il problema dei 100.000 dipendenti di cui si parla. Queste risorse, anche quelle degli stipendi, ma soprattutto quelle dei 1000 sperperi che sono stati congegnati apposta per saccheggiare la regione e quindi la Sicilia, sarebbero serviti, se investiti nello sviluppo, a produrre 100 volte più posti di lavoro e a impedire che i nostri figli andassero fuori a cercare fortuna. Noi stiamo lavorando in tal senso perché riteniamo che la Sicilia sia dotata di tante e tali risorse che può far sì che qui debbano lavorare i nostri figli, quelli sui quali investiamo affetto e anche tante risorse per una buona formazione. In tal senso sono orientate le strategie della riforma che stiamo portando avanti, da quella della sanità, che ci consegnerà un sistema sanitario efficiente e che costa di meno. Può essere, perché lo sperpero si accompagna all'inefficienza. Non è che se si spende di più le cose funzionano meglio, si spende di più e funzionano peggio. Le due cose camminano insieme. Così è per i rifiuti, lasciamo perdere il discorso termovalorizzatori, ma i cittadini devono abituarsi a fare la differenziata. I cittadini devono pagare quel poco di tariffa o quel tanto di tariffa che va pagata, cercheremo di uniformarla, di ridurla, perché piano piano gli sperperi, i vizi del vecchio sistema, con i nuovi ATO, che saranno soltanto 9, dovranno essere corretti ed eliminati. Così è per la semplificazione burocratica,
allorché una pratica dovrà essere licenziata in pochi giorni, in un mese, piuttosto che un po' di più, senza eccezioni, evitando che la burocrazia trovi i 1000 escamotage per allungare i tempi e rendere la vita impossibile alle famiglie e alle imprese. In questa finanziaria stiamo facendo tante cose. Mi auguro che l'Assemblea tutta, assumendosene il merito tutti, possa licenziare una finanziaria in cui si tagliano gli sprechi, gli sperperi, gli enti inutili e si investa, come nel credito d'imposta per esempio, si investa nella nuova impresa che genera lavoro. Questa e tante altre misure, ed un lavoro ingrato talvolta, molto spesso impopolare, comunicato forse non nel modo migliore, perché questo impegno che abbiamo assunto e che i siciliani ci hanno dato, che mi hanno dato, di Presidente della Regione, possa essere accompagnato, deve essere accompagnato, se volete, da un grande sacrificio, da una grande fatica che possa dare i frutti. E il frutto è questo: rendere efficiente la macchina regionale, renderla produttiva di opportunità per la Regione, valorizzare al massimo le nostre risorse, a cominciare da quelle umane, ma per andare avanti per le 1000 risorse che questa terra ricchissima, la più ricca del mondo, possiede, che non abbiamo saputo usare o che ci siamo fatti soffiare. Con questo spirito di affetto, di amore nei confronti della Sicilia e dei siciliani, auguro a tutti voi veramente di trascorrere una Pasqua serena, ma soprattutto di improntare alla Pasqua, che è di passione, ma che è soprattutto la Pasqua della Resurrezione, il vostro impegno, il vostro lavoro, il nostro modo di essere in Sicilia e nel mondo.